Buonasera a tutti, benvenuti al palazzetto di Montebello Vicentino. 23 gennaio 2026 ospitiamo questa sera il Futsal Mason Vicentino con il completo rosa chiaro. I nostri leoni tornati in completo Black Lions. Al vostro microfono sempre il vostro Giulione, diretta con me questa sera, anche se gioca la Serie A, il nostro Alexis Girardi. Benvenuti a questa giornata del girone di ritorno, la prima giornata in casa per il girone di ritorno. Andiamo a spegnere quella che è la musica che sta andando in onda. Tutto pronto per iniziare. L'arbitro di questa sera Andrea Poppi Bassano del Grappa. Formazione del Futsal Mason Vicentino, la vediamo qui, quella dichiarata in maniera veritiera da Riccardo Minchio. Rispondono invece i nostri leoni con Mister Martinelli che schiera quest'altra formazione. Piccola defezione dell'ultimo minuto per il nostro Lorenzo Nocera, speriamo nulla di grave, un piccolo intoppo stradale. Parte ora la partita, eccoci qua, tutto pronto e la palla è del Mason Vicentino. Ci siamo presi anche un paio di appunti, ma io e Alexis siamo leggermente in ritardo questa sera, abbiamo avuto qualche problematica d'inizio. Andiamo anche a segnarci quelli che sono i giocatori in campo. Mister Martinelli che schiera come dalla vigilia Longo numero 2 per lui, il numero di quel ragazzone di Zangani che tanto bene ha fatto qui da noi. Numero 8 per Benetti Dylan De Wall, numero 24 per il nostro Manuel Della Monica, numero 9 subito in campo Mirko Fattori e rientrante anche il genio del calcio Tior Oumar. Molti si sono chiesti se la sua assenza fosse dovuta in qualche modo alla Coppa d'Africa. Vediamo un po'. Lui non ha voluto tanto sbilanciarsi. Abbiamo anche quella che è la formazione iniziale quando c'è stato il primo fallo della gara della Leonicena per il Futsal Mason Vicentino, che si presenta in porta con Berlaffa, completo bellissimo blu ciano. In posizione di play Zolin con il numero 9, i laterali sono De Boni numero 7, Daniele Sellaro posizione pivot numero 11, in campo anche Simone Nicoli per Riccardo Minchio. 1 minuto e 34, nulla da segnalare in questo momento. Prepariamo anche il nostro taccuino per gli appunti e siamo anche pronti a raccontarvi qualcosa in più di queste due squadre che peraltro si sono affrontate già varie volte, ma a partire anche dal 2017-18, dove entrambe esistevano già. Una giovane Leonicena con qualche anno di vita, ma da poco in federazione, Futsal Mason Vicentino che invece ha una storia decisamente più lunga. Gira palla intanto la formazione di Mister Martinelli che guadagna una rimessa laterale con Tior, Benetti, Manuel Della Monica, posizione di play per il numero 24 di Caldiero, Fattori, Tior, Benetti, gioca palla su Fattori, posizione centrale per il numero 9, Benetti, Manuel Della Monica, si smarca Tior. Mason che ha fatto già visita al palazzetto di Montebello Vicentino in un lunedì di Coppa, passando per 4 reti a 1 con doppietta di Sellaro e poi Cortese e Martinelli. Era stata anche una qui occasionissima di Dylan Benetti alla destra di Berlaffa, palla fuori. Era stata una delle prime reti di Osama El Idrissi qui al palazzetto. Tior ha la possibilità di portare in vantaggio i leoni, tira centrale, risponde presente l'espertissimo Berlaffa. Manuel Della Monica calcia sulla sua destra, Berlaffa, spingono i leoni. Andiamo in cronaca e poi passeremo a raccontarvi anche qualcos'altro di queste due squadre. Manuel Della Monica, Mirko Fattori, Benetti in apertura, recupera palla il Mason, la recupera nuovamente la Leonicena con Mirko Fattori. Benetti guadagna il massimo, una rimessa laterale.
Manuel Della Monica, Tior, Fattori, contrastato, si rifugia su Tior e si riparte dalle retrovie con Benetti. Manuel Della Monica, Tior, subito su Manuel Della Monica che prova a calciare dopo. Bellissima la conclusione di Tior, piedone a salvare il risultato di Berlaffa, bravissimo. Tior, Benetti, trattiene la palla, Manuel Della Monica si fa su il Masonna, ma è ancora la Leonicena che ha il pallone in avanti, lo recupera però Sellaro, tira la maglietta Mirko Fattori. C'è il secondo fallo di questa gara, è sempre della Leonicena quando siamo a 4:24. Zolin di nuovo su Sellaro, prova ad aprire su Nicoli. Nicoli nuovamente, Zolin, posizione di play per il numero 9. De Boni ora su Zolin, ma il pallone alla ricerca di Sellaro è troppo lungo, quindi ci sarà la rimessa laterale ed è di Manuel Della Monica. Benetti, Manuel Della Monica, Tior, Mirko Fattori, Tior nuovamente, Manuel Della Monica, gira palla alla Leonicena, ancora non si è fatto vivo il Masonna, ma sappiamo bene quali sono le caratteristiche di questi giocatori in maglia rosa-nero, molto molto pericolosi. Dicevamo che anche l'andata era stato bottino della formazione del giovanissimo Riccardo Minchio. 4-3 in casa, quando Sellaro aveva ancora fatto da padrone con 3 reti, e poi anche Rigoni, che è proprio colui che è stato bloccato ora. I Leoni poi avevano fatto 2 reti con Nocera e altra rete con Vanzan. Sellaro contrastato da Benetti, osservato speciale, si parte in contropiede con Manuel Della Monica su Tior, e poi la rete del vantaggio di Mirko Fattori a 6:09. Purtroppo dobbiamo anche scusarci perché abbiamo un piccolo problema, quindi non ci saranno i replay questa sera, però la Leonicena è passata in vantaggio a 6:09 con Fattori 1-0. Giusto Alexis, è Fattori, vero? Sì, 6:09. Sì, scusate, ma stasera siamo un po' distratti, anche un po' febbricitanti, quindi dobbiamo purtroppo fare come al solito il possibile. Passato in vantaggio la Leonicena 1-0, Mirko Fattori che raggiunge così le 10 reti stagionali, che sono 9 in stagione regolare. Per lui anche una rete in Coppa. Gira palla alla Leonicena, Della Monica, Tior, Benetti, attesa per la formazione di Minchio. Tior nuovamente, Fattori, l'autore della rete del vantaggio, Benetti, Della Monica, Tior, Benetti, apertura centrale alla ricerca però delle mani di Berlaffa, faceva anche buona guardia Guidolin, ne è entrato qui, colpo di Sellaro, bellissimo. Palla che riparte poi da Zolin, Guidolin ora, Zolin in posizione di play, Sellaro, Rigoni, Guidolin che cerca Sellaro si gira, palla a fil di palo per il capocannoniere del Mason. Vi raccontiamo anche quelle che sono le reti a oggi con Nocera, purtroppo oggi fuori gioco 11 reti. C'è anche Alex Della Monica a quota 10 e Fattori che è passato a quota 9, che poi sarebbero 10 in stagione. 14 più 2, quindi sono 16 invece le reti, quelle di Daniele Sellaro, mentre De Boni ne ha fatti 10
e Zolin ne ha fatti 7 complessivamente in stagione. Qui bravissimo Rigoni, viene messo giù da Tior, terzo fallo leonicena a 8:49. Attenzione, potrebbe essere un punto di riflessione per la formazione di Mister Martinelli, che è già a 3 falli quando i minuti sono 9. Qui calcia e si porta nel pareggio con il numero 9 Zolin, il Mason. Poco spazio, poca visione del Mason dalle parti di Longo, poi una staffilata a fil di palo, uscita di poco di Sellaro, poi ci ha pensato Zolin a pareggiare i conti. Siamo 1-1 quando siamo a 9:26. Guidolin recupera il pallone, viene contrastato da Manuel Della Monica che tiene il pallone. Benetti, Tior nuovamente con Benetti. Manuel Della Monica, Benetti alla ricerca di Mirko Fattori, viene contrastato da Campagnolo, si riparte però con Rigoni che cerca Guidolin e ancora Campagnolo, Rigoni nuovamente, apre su Sellaro, ma i leoni recuperano di poco il pallone. Ora sì, contropiede con Benetti che apre su Mirko Fattori, che apre su Tior, che calcia, risponde presente Alberto Guidolin. Gira palla a Leonicena, Tior calcia, ancora Guidolin. Pallone preda di Manuel Della Monica. Gira palla alla Leonicena in questa partita un po' scorbutica, considerando anche la posta in palio che è assolutamente alta come in tutte le partite della Leonicena fino a fine anno. Quinto posto in classifica per il Mason, ottavo invece per la Leonicena. Ci sono 3 punti che li separano, 50 prima di oggi i gol fatti dalla Leonicena, 45 il Mason, che però ne ha subiti 43, mentre la Leonicena 47. Due squadre molto molto simili, un trend anche diverso però, con la Leonicena che nella prima giornata di ritorno ha impattato, come ricorderete, per 3-3 al Pala De Gasperi con il Cornedo squadra B. Nulla da fare invece a sfavore del Mason, che ha vinto 3-1 in casa con il Cresole 80. È entrato anche Boconcello, riparte da Della Monica, Benetti, errore, contropiede con tiro velleitario di Campagnolo, cercava la gloria, la palla però è uscita, ma pare ci sia un calcio d'angolo, deve esserci stato probabilmente un tocco dei ragazzi in maglia nera. Se ne occuperà Guidolin e Sellaro calcia, ma risponde presente Boconcello che ancora ribatte. Sellaro si ritrova il pallone tra le gambe. Guidolin, Sellaro, Campagnolo, è entrato anche Azizi. Guidolin sul lato alla ricerca di Sellaro che viene contrastato da Manuel Della Monica. Si guadagna un importante calcio d'angolo la formazione del presidente Guidolin. Sellaro pronto, palla che tocca a tutti, miracolo in uscita di Longo sulla palla che era passata in maniera rocambolesca attorno a Guidolin. Campagnolo, Azizi, Campagnolo, posizione di centrale, apertura su Sellaro nella sua posizione naturale di pivot. Ricordiamo tutti un paio di reti assolutamente assurde in girata all'incrocio dei pali. Al 13° minuto a Montebello Vicentino siamo 1-1, passato in vantaggio la Leonicena con Fattori al 6° minuto. Al 9° minuto subito il pareggio con Zolin. Benetti qui contrastato da Azizi che era già pronto per ribattere, si mette davanti Boconcello con Benetti per terra.
Campagnolo sbaglia l'apertura su Azizi. Rimessa laterale di Benetti con Della Monica che gioca ancora su Tior. Benetti su Boconcello che si gira, bravissimo, apre, palla di poco fuori, invitantissima per Manuel Della Monica, ma bravissimo Boconcello che ha saltato Berlaffa in uscita, ottimo gesto tecnico. Leoni ancora avanti. Calcia Benetti, Berlaffa pronto, nuovo calcio d'angolo, è a favore della Leonicena. 14° minuto. Calcia Benetti fuori misura, si ripartirà da una rimessa con le mani di Berlaffa. Berlaffa ha probabilmente beccato il pallone sgonfio. Succede anche questo, il bello della diretta. Si riparte con Berlaffa su Azizi, Campagnolo, Guidolin, gira palla al Mason, Campagnolo, Sellaro, contrastato a Manuel Della Monica che subisce un colpo, palla fuori. Si può ripartire. Guidolin, Campagnolo che apre su Azizi. Rimessa laterale Leonicena. Tior, Benetti, Manuel Della Monica, Boconcello, Manuel Della Monica, Benetti nuovamente, gira palla anche la Leonicena. Boconcello trattiene il pallone, Benetti apre, palla troppo a giro su Manuel Della Monica. Cambio per il Mason, esce Guidolin, entra De Boni che di gol ne ha fatti 10 in questo campionato. Lancio lungo alla ricerca di Sellaro, contrastato da Benetti, contropiede, innescato Manuel Della Monica, calcia Boconcello, ancora Manuel Della Monica, si gira, calcia nuovamente, viene fischiato il fallo di mano. Azizi non poteva certo togliersi, ma c'è anche il fallo ed è il primo per il Mason Vicentino. 3-1 il conteggio dei falli. Della Monica e Benetti sul campo, è entrato anche il nostro capitano Vanzan. Calcia Benetti con probabilmente una rimessa più che un fallo. C'è stato, mentre fa il suo ingresso, Bianchi. Sì, quarto fallo. Ha visto qualcosa Poppi. Bianchi, Azizi, quarto fallo per la Leonicena. Ci avviciniamo alla zona pericolosa dei falli. Bianchi ancora su De Boni, Bianchi, Sellaro. Sellaro, viene chiesto un cambio di pallone ancora, probabilmente un po' di umidità per i nostri palloni. Si riparte, Sellaro su Bianchi, Azizi trattiene il pallone, viene messo giù ma riparte in contropiede la Leonicena, palla che finisce fuori, rimessa laterale. Bianchi, De Boni, Azizi, Bianchi ad aprire su Sellaro che si gira, Benetti faceva buona guardia, la palla era passata ma tra le braccia di Longo. Manuel Della Monica ora in partenza su Benetti, siamo sulla fascia, gioca su Vanzan, Boconcello, Thomas Vanzan, Boconcello nuovamente, si inserisce, c'è la rimessa dal fondo per
Berlaffa, ma viene chiamato anche un time out e l'ha richiesto il Futsal Mason. Eccoci qui nuovamente in diretta con Berlaffa che lancerà lo schema provato sulla lavagnetta di Mister Minchio. Sempre 1-1 quando siamo al 20° minuto del primo tempo. De Boni, Bianchi, Azizi, portiere di movimento già in questo primo tempo probabilmente per la banda Martinelli. Riceve palla Zolin, Bianchi non la trova ma la recupera grazie al tocco di Bocconcello. Si sta preparando la maglia della Monica e poi Benetti. Qualcosa di studiato in settimana probabilmente per muovere quella che è l'inerzia della gara quando siamo 1-1. Zolin contrastato da Nocera, Domenico Nocera. Ottimo impatto della sua partita con il Cornedo, ributtato nella mischia anche questa sera. Gira palla il Mason, Bianchi, Zolin, Bianchi nuovamente alla ricerca probabilmente di Azizi quando è entrato anche Alex Della Monica che lo contrasta. Intervento ottimo pulito di Alex Della Monica. Azizi cercava qualcosa di più. Il quinto fallo della Leonicena. Attento Poppi, lascia correre. No, c'era Vanzan e poi Alex Della Monica col numero 10. Palla alla ricerca di Bocconcello per Nocera, la recupera Berlaffa. Zolin tiene la palla, non c'è nulla, la recupera. Invece qui c'è un fallo ed è di ritorno di De Boni. Nulla di troppo cattivo, ma è il secondo fallo anche per il Mason. Portiere di movimento per la Leonicena quando i minuti sono 22. Si sistema la formazione di Minchio quando i Leoni cominciano a girare palla con la superiorità numerica. Alex, Manuel, Benetti, Bocconcello, apre Bocconcello, Benetti, palla fuori misura. Si sistema con calma il Mason. Bianchi supera Bocconcello, palla ad aprire su Zolin, l'autore della rete del pareggio, contrastato da Bocconcello che guadagna una rimessa laterale. Alex Della Monica attende il Mason, attende la Leonicena, nuovamente il quinto uomo quando siamo al 23° minuto di questo primo tempo. Alex Della Monica, palla che esce, si mette in mezzo e si guadagna un fallo. Vanzan giustamente di esperienza, un po' in difficoltà nel recupero la Leonicena. 23° minuto. Riparte quindi il Mason. Nicoli, Bianchi,
Nicoli, Bianchi ancora, si allunga De Boni che cerca Zolin, viene contrastato, recupera palla, quindi la Leonicena si riparte con Alex Della Monica, palla troppo lungo per Bocconcello. Nuova rimessa laterale per la formazione ospite. De Boni, Bianchi, posizione di centrale per il classe 90. De Boni, Nicoli, cerca Zolin marcato. Ancora gira il pallone il Mason alla ricerca di uno spazio, recuperato ora da Vanzan, qui contrasto. Bravissimo Vanzan, recupera lo spazio e gioca su Alex Della Monica, Manuel Della Monica. Alex Della Monica, Bocconcello, Alex. Vanzan. Alex Della Monica, Manuel Della Monica. Gira palla alla Leonicena quando i minuti sono 24. Bocconcello, Vanzan. Non gioca su Bocconcello, qui contrastato Manuel Della Monica, Alex Della Monica e calcia lungo. Bianchi al cambio, entra Campagnolo, qui contrastato Nicoli che calcia 2 volte, prima su Bocconcello, poi su Alex Della Monica. Siamo sempre 1-1, 25esimo minuto. Campagnolo, De Boni. Si fa in avanti il Mason con il giro palla. Zolin ora. Nicoli che sbatte sulla Leonicena con Bocconcello che ora ha la possibilità di tirare. Calcia di poco fuori alla destra di Berlaffa. Squillo insidioso della formazione di Mister Martinelli quando i minuti sono 25-40. Fa il suo ingresso anche l'autore della rete, Mirko Fattori. Campagnolo. È entrato anche Sellaro, viene contrastato Alex Della Monica. Mirko Fattori la possibilità di caricare, calcia! Palla fuori misura per il numero 9. Berlaffa controlla, 26esimo minuto di gioco in questo primo tempo. Lancio lungo che viene recuperato da Manuel Della Monica, viene contrastato da Zolin. Nulla di falloso, intervento sul pallone, rientra il portiere di movimento. È Benetti. Si sistema la formazione di Mister Martinelli. Alex Della Monica. Alex Della Monica. Manuel. Alex. Manuel. Benetti. Manuel. Gira palla la formazione di Mister Martinelli alla ricerca di uno spazio tra le maglie rosa-nero del Mason che controllano con attenzione tutti i passaggi. Benetti. Manuel Della Monica. Alex Della Monica. Ancora. Girano palla. Qui ad aprire. Palla troppo in profondità. Quindi rientra Benetti in panchina. Nuovamente Longo in porta. Qui palla lunga su Zolin. Viene contrastato ma si riparte con Campagnolo. Sellaro sul lato. Viene lasciato libero, contrastato da Mirko Fattori che può partire il numero 9 alla ricerca di Vanzan. Mirko Fattori contrasta, palla alla ricerca di Sellaro, parte Campagnolo, gliela ridà Campagnolo nuovamente. C'è Rigoni, Sornione alla destra di Della Monica, ma è Campagnolo ancora a girare palla. Ora la riceve il numero 3, ma la palla è troppo verso la rimessa laterale. Tutto il tempo per la formazione di casa per ripartire con il quinto di movimento. Alex Della Monica su Benetti. Alex Della Monica. Manuel Della Monica. Gira palla alla Leonicena. Molto alto il portiere di movimento del Mason con i leoni che possono provare a fare qualcosa di più. Si è creato qualche spazio ma il Mason chiude bene, si fida poco. Formazione di Mister Martinelli, calcia anche Benetti. Cambio al volo, Benetti Longo. Riparte Berlaffa, è chiamata una posizione di uscita pressing con Campagnolo che gioca su Zolin, sbaglia qualcosa.
anche il Mason quando i minuti sono 28. Un Mason sicuramente verremo smentiti, ma ci aspettavamo forse un Mason un po' più in palla, o no Alexis? Anche in virtù delle 2 partite di cui una giocata qui, ma si sa insomma che anche nel girone di ritorno può veramente succedere di tutto. Tra l'altro il Mason ha 2 giocatori infortunati a cui facciamo i migliori auguri di ripresa, che purtroppo non possono più far parte di questo campionato. Van Zan, qui passaggio su Mirko Fattori e poi Van Zan, grosso peccato, salva la retroguardia del Mason al minuto 29, poteva essere un importantissimo gol, peccato. Manuel della Monica, Alex, Manuel, si fa sotto stavolta il Mason. Manuel apre bellissimo su Fattori che calcia, botta sicura, ma in mezzo c'è Samber Laffa, il numero 21 in maglia blu. Ottima risposta, tiene a galla la formazione ospite al 21esimo minuto. Ancora portiere di movimento per la Leonicena. Qui però c'è il pallone ancora, Berlaffa proverà a calciare, palla fuori misura, per fortuna, peccato, e Berlaffa stava per essere ancora l'eroe di giornata, come avevamo già visto in realtà qualche partita fa. Gira palla alla Leonicena, dalle sue indicazioni mister Martinelli. Quando siamo al 30esimo minuto è stato chiamato un time out, quindi c'è sicuramente il recupero che purtroppo non abbiamo visto, ma dovrebbe esserci qui errore, ma dovrebbe rispondere presente. Vediamo Sellaro, Benetti, la palla esce, per fortuna, ed è a favore della Leonicena. Sellaro troppo veloce con il pallone tra i piedi, si salva la formazione di mister Martinelli. 30-26, ancora in avanti la Leonicena. Minchio, si dispera, c'è qualcosa che non gli va, non riusciamo bene a capire cosa, ma sicuramente non facile gestire un portiere di movimento in un primo tempo, soprattutto in un momento di pareggio. Qui palla che esce, palla lunga, Zolin si gira, c'è Rigoni in mezzo, qui risponde, presente Longo, ma c'è la rimessa, c'è il calcio d'angolo, scusate, ma non viene concesso, quindi finisce il primo tempo di questa gara e ci prendiamo come al solito un quarto d'ora di riposo, poi torniamo per questo secondo tempo.
Eccoci, siamo ritornati per il secondo tempo di questa giornata del girone di ritorno. Entra anche Poppy, entrano anche le due squadre sulle note di Lose Yourself del nostro mitico Eminem, pronti per ripartire con la seconda frazione di gioco, che è finita in parità, con Fattori a portare in vantaggio la Leonicena. Tutto pronto, e il pareggio poi di Zolin al minuto 9, poi qualche scaramuccia di qua e di là, ma non è cambiato il risultato. Parte la Leonicena, che si presenta in campo con Longo, Alex Della Monica, Tior, Domenico Nocera e Mirko Fattori. Subito alla ricerca di Alex Della Monica, qui contrasto con Rigoni, la palla della Leonicena. Risponde poi il Mason, se non erriamo, con Sellaro, Rigoni, Nicoli e Campagnolo. In porta Samberlaffa col numero 21. È proprio lui che gioca palla sul numero 8 della sua squadra. Ora Rigoni, nuovamente Campagnolo, Nicoli. Gira palla il Mason sul parquet di Montebello. Nicoli apre su Rigoni, qui palla in mezzo, la recupera ora la Leonicena con Tior. Tior ancora si allunga, il numero 7 apre, ora Campagnolo, riparte Sellaro, lo prova a contrastare Domenico Nocera, di esperienza il numero 27. Si è scansato Sellaro, non c'erano gli estremi per il fallo, ha recuperato palla quindi la Leonicena. Qui Fattori che sbatte su Rigoni. Tior, Alex Della Monica. Alex Della Monica ad aprire su Fattori, palla che però sbatte sulla barra. Si risistema la formazione di Mister Martinelli quando siamo vicini al secondo minuto di gioco di questo secondo tempo. Campagnolo, Rigoni, Campagnolo nuovamente, poi Rigoni cerca lo spazio per Nicole, il numero 6 si apre, arriviamo quasi alla posizione del quadrato, ma è Sellaro il destinatario del pallone, palla che è uscita. Controlla anche l'arbitro di serata, sezione di Bassano del Grappa, quindi rimessa a favore della Leonicena. Qui non c'era, incespica, ma sì, la rimessa è del Mason, quindi Nicoli, cattivo cliente Sellaro. Palla fuori, a cercare appunto Sellaro, ma la recupera Mirko Fattori, può partire in contropiede, la palla passa anche tra i piedi di Tior, poi c'è un contrasto con Mirko Fattori e Nicoli, recupera la palla alla Leonicena, quindi Alex Della Monica, Tior, Nocera, Domenico alla ricerca di Tior, i due non si capiscono, un po' di confusione in questo inizio di secondo tempo. Ampio spazio anche per il numero 27, che dovrà occuparsi di marcare Sellaro. Recupera qui Alex Della Monica e poi Tior, e ora Alex Della Monica, la premiata ditta a cercare di neutralizzare il numero 11. Qui recupera la palla alla Leonicena e lo fa attraverso una rimessa laterale con il Mason che è Sornione. Palla alla ricerca di Mirko Fattori, si gira il numero 9, gioca, bellissimo pallone su Tior, che poi gioca un altro meraviglioso pallone su Fattori. Berlaffa salva il risultato, si fa in avanti ora il Mason in contropiede, per fortuna viene bloccata l'avanzata della formazione ospite. La Leonicena può farsi in avanti, quindi posizione di play per Tior, il nostro calciatore professionista snodato, numero 7. Per lui qualche provino anche con l'Inter. Palla che ribatte e riparte da Longo con questo completo festivo arancio-white, sempre arancio,
Total Black invece per i Leoni, contrastato Tior che combatte un po' con tutti i giocatori, Guidolin alla meglio, e il colpo di tacco di Sellaro su Guidolin, lancio lungo, lo recupera in anticipo Alex Della Monica, bravissimo. Ora Nocera si gira, calcia tra le mani in due tempi di Berlaffa. Nuovamente Alex Della Monica ad anticipare Sellaro. Alex Della Monica calcia, qui la palla nella rete che però viene bloccata da Berlaffa. Bellissima conclusione di Alex Della Monica, ci mette un po' troppo tempo Tior, si sistema Berlaffa che salva il risultato. Leonicena vicina al vantaggio, ma Mason che si salva nel momento giusto. Mirko Fattori, posizione di play anche per Alex Della Monica. Su Tior viene messo giù da Campagnolo. Intervento innocente ma un po' troppo duro, quindi primo fallo del secondo tempo da parte del numero 8. Subito riparte la formazione di Mister Martinelli. Nocera, Tior, Alex Della Monica. Tior, Mirko Fattori, Domenico Nocera. Combatte, contrasta tutti, c'è un contrasto, ma ce l'ha ancora la palla Mirko Fattori, qui c'è un fallo dove Guidolin mette giù Fattori. Qui in realtà è successo un po' di tutto, ci vuole anche, insomma, dobbiamo essere sportivi. C'è stato un contrasto un po' irruento di Domenico Nocera, per nulla falloso, e aspettavano invece il fallo i giocatori del Mason, quindi Guidolin ha cercato di fare un po' di giustizia da solo, quindi secondo fallo per il Mason sui 10 metri difesi da Berlaffa. Un po' di nervosismo, anche se Sellaro lo vediamo un po' sorridente sotto i baffi. Partita, come dicevamo, scorbutica, perché c'è comunque molto da giocare in questa gara, soprattutto per la Leonicena che viene da una sconfitta con il Mason Vicentino. Sui piedi di Alex Della Monica ma anche di Domenico Nocera, vediamo come batterà la formazione. Domenico Nocera calcia, mantiene la palla, ora gioca su Tior. Si lamenta Minchio, ha visto un blocco per Poppi di Bassano, nulla da recriminare. Qui si gira e ora il contropiede pericolosissimo della formazione di Minchio, ma salva tutto, bravissimo Domenico Nocera. E ora Alex Della Monica a cercare, esce Berlaffa che diventa l'uomo in più, ma la palla viene trattenuta in maniera fortunata ma anche con bravura da Sellaro. Guidolin su Sellaro, ora De Boni, Sornione, Guidolin sul lato, si allunga leggermente la formazione di Minchio, è entrato anche Zolin, l'autore del pareggio. Sempre 1-1 quando i minuti sono 7:40, palla a cercare De Boni, palla in mezzo, mette il piedone Alex Della Monica. Leoni che sono molto attenti in questa fase, ma il Mason si fa sornione. Zolin, De Boni troppo allargato rispetto a quanto dice Sellaro, che rimane fermo, quindi nuova rimessa per la Leonicena che ora si fa avanti. Nocera, Mirko Fattori su Alex Della Monica, è vicino però a Tior. Pronti i Leoni. Qui possibilità per Sellaro, era riuscito a girarsi sulla buona guardia di Domenico Nocera, Longo pronto. Qui contrasto della Monica Zolin. Gira palla al Mason.
Sellaro cerca De Boni che arpiona il pallone. Zolin, pericolosissimo questo triangolo, risponde presente Domenico Nocera ad aprire su Tior, palla fuori. Al minuto 9:33 Sellaro salva tutto Longo. Sellaro guadagna un importante calcio d'angolo. Siamo pronti anche a raccontarvelo con De Boni. Guidolin pronto o a calciare o a fare un piccolo blocco con Zolin che calcia. Tior ci mette il piedone, poi recupera Guidolin e nuovamente Nocera a chiudere, anche se si fa avanti la formazione di Mister Minchio. Zolin, Sellaro vicinissimo, rete, decimo minuto chiamata purtroppo. Passa in vantaggio la formazione di Minchio con Sellaro, davvero immarcabile il capitano col numero 11. Quando i minuti sono 10:34 andiamo a segnare la rete e è il vantaggio di Sellaro. Siamo 2-1 per la formazione ospite che mette la freccia qui a Montebello. Vediamo se i Leoni riusciranno a rispondere presente. Potrebbero farlo con Della Monica che viene messo giù. Terzo fallo, attenzione, può essere interessante la situazione. C'è un altro cartellino giallo per il Mason. Per Sellaro si tratta della 17ª rete stagionale, 15ª in campionato per il centroavanti di Asiago. Leoni pronti, scherzano Alex Della Monica, Daniele Sellaro. Si sono già affrontati almeno 4-5 volte. Per non contare anche quello che è stato il passato dei gemelli Della Monica al CUS. Possibilità per i Leoni di farsi sotto nuovamente. Alex Della Monica calcia, palla fuori misura alla sinistra. Berlaffa la recupera con calma quando i minuti sono quasi 12. Siamo sempre 1-1. Calcia all'incrocio dei pali, fuori però Longo. Manuel Della Monica, Nocera, Manuel Della Monica riceve da Alex e poi calcia lungo alla ricerca di Mirko Fattori, che però viene bloccato da Zolin. Qui palla nuovamente recuperata da Nocera, troppo lunga però per Alex Della Monica. Cercano di sistemarsi i ragazzi di Mister Martinelli dopo il vantaggio messo a segno da Sellaro, che ora trattiene ancora il pallone. Aspetta il momento giusto per girarsi, cercava Zizi, è arrivato prima Longo. Nocera, Alex Della Monica, su Nocera ancora. Leoni pronti ad andare in avanti. De Boni, Zolin torna nella sua posizione un po' inusuale di play, alla ricerca di Sellaro. Mirko Fattori recupera il pallone, contrastato da Zizi, resta per terra però De Boni, forse ha ricevuto una manata, purtroppo non abbiamo il replay. Si alza il numero 7, un po' dolorante alla bocca. È entrato anche Benetti. Alex Della Monica, Manuel Della Monica, Benetti alla ricerca di Alex Della Monica che gioca sul gemello. Palla troppo lunga però su Alex. Leoni un po' imprecisi, pronti però a una posizione di pressing. Si gioca su Berlaffa, ora De Boni recupera Mirko Fattori, parte il contropiede della Leonicena, palla su Alex Della Monica e poi la rete del pareggio. Porta sempre un solo nome ed è quello del numero 9, Mirko Fattori. 2-2 quando i minuti sono 13:55.
pareggio della Leonicena con Fattori che squilla per la seconda volta oggi. I suoi gol diventano finalmente 10 in campionato e 11 in stagione per il Bomber di Belfiore. 2-2, inizia probabilmente un'altra partita se poi ci fosse stato qualche scambio. In realtà le due squadre si sono fronteggiate sempre con serenità, un giro palla molto interessante. Sicuramente la posizione di Sellaro amplifica anche quello che può essere un vantaggio competitivo, ma i Leoni stanno cercando in tutti i modi di farsi sotto. 2-2 qui a Montebello. Vicentino fa ripartire probabilmente con la rimessa Poppi. Zolin, palla fuori, Azizi non riesce a recuperarla. 15° minuto di gioco qui, errore Manuel Della Monica, quindi si riparte con Rigoni, poi Zolin. È entrato anche Boconcello in posizione di pivot. Zolin su Azizi, sul lato Azizi viene anticipato da Benetti sulla giocata di Sellaro. Zolin, Boconcello, Zolin recupera e passa a Berlaffa di nuovo su Zolin. Il numero 9 si separa dal pallone, ma la rimessa è per la Leonicena. Alex Della Monica, Benetti. Alex Della Monica alla ricerca di Benetti. Benetti la possibilità di fare la rete del vantaggio a 16-10. Che bella, un bellissimo passaggio e la rete del vantaggio è di Benetti. Il nostro numero 8 ritorna finalmente alla rete, stavolta la Leonicena a mettere la freccia in una partita che dobbiamo anche commentare. È veramente strana perché i ritmi sembrano bassi, in realtà non sono per nulla bassi, e quindi ogni giocata può essere veramente difficile. In posizione di centrale probabilmente c'è un problema a livello difensivo per il Mason, perché Zolin prima e ora Sellaro poi sono nelle posizioni di centrale. Ora apertura ancora su Benetti, ritorna però Zolin stavolta. Berlaffa calcia lungo e probabilmente uno degli infortunati ha anche un po' messo in difficoltà questa situazione difensiva del Mason, che quindi deve affidarsi ad intermittenza alle giocate di Sellaro prima e di Zolin poi, prima e poi entrambi. Però ora riparte in contropiede il Mason, ma lo sbaglio fa ripartire poi la Leonicena. Ora Boconcello ha lo spazio. Boconcello viene contrastato da Nicoli. Benetti calcia tutto, compreso Zolin, quindi nuovamente in avanti il Mason con Rigoni. I Leoni che devono tenere duro, non devono assolutamente calare il ritmo, anche perché il Mason ha dimostrato di essere sempre sulla partita nonostante gli errori, quindi è assolutamente importante farsi sotto in queste situazioni e tenere anche alto quello che è il livello di gioco, che sicuramente non è sempre dei migliori, ma essere presenti in campo è molto importante, come ha fatto qui Sellaro, che si porta a casa una rimessa. Berlaffa lancia lungo, Zolin contrastato, Boconcello recupera quindi. Ora c'è Manuel Della Monica su Vanzan. Benetti gira palla alla Leonicena. Vanzan, Benetti, ora Manuel Della Monica, Boconcello, Vanzan, Longo, calcia, cercava Manuel Della Monica, la palla però va sulla rimessa ed è di Sellaro. Nicoli, Sellaro, Nicoli, Sellaro nuovamente, gira palla, la formazione di Mister Minchio. Zolin contrastato da Vanzan, ora Sellaro in avanti, è entrato anche Guidolin.
Sellaro, Zolin apre su Nicoli, cost to cost. Guidolin cerca di girare sia il pallone sia i giocatori. Il Mason cerca di chiudere tutte le proprie maglie. La formazione di mister Martinelli, che ora beneficia di una rimessa laterale. Manuel Della Monica apre su Mirko Fattori, che si gira, contrastato provvidenzialmente da Guidolin, quindi si deve ripartire. Leoni che ripartono. Benetti ad aprire la ricerca di Van Zan, c'è Sellaro che lo contrasta, va per terra, però il numero 11 forse sbilanciato non protesta. Van Zan tiene palla Fattori, fallo che non c'è, Fattori in avanti, contrasto duro ma assolutamente in linea per il Mason. Qui c'è un altro contrasto, Guidolin, Nicoli, palla in mezzo, ci mette il piedone, per fortuna Van Zan deve ripartire, c'è per terra però Sellaro che si rialza e ci mette il piedone. Guidolin, viene chiamato un time out ed è della Leonicena. Eccoci qua, siamo ritornati dopo il time out richiesto da mister Martinelli. Quando siamo 3-2, vi ricordiamo che domani la nostra Under 21, ore 20, Bombonera Ridolfi di Lonigo, via Turati, lato stadio. I nostri Under 21 ospiteranno per la giornata di ritorno la formazione del Sporting Caerano Crocetta per il ritorno del campionato Under 21 regionale. Intanto si pulisce fuori camera, c'è stato un po' di qualcosa che si è bagnato probabilmente, pronti per un eventuale lungo recupero. Adesso si sta controllando con Poppi di Bassano del Grappa, pronti per ripartire. Prendiamoci comunque questi secondi probabilmente che verranno recuperati poi. Ancora qualcosa da pulire. Qualcosa è rimasto bagnato quando vi stiamo raccontando il secondo tempo della partita tra Leonicena e Futsal Mason. Leoni in avanti nel primo tempo per 1-0 con Fattori, risponde Zolina al minuto 9. Secondo tempo che si apre al 10° con Sellaro, pareggio al 13° sempre di Fattori, a 16-10, 3-2 di Benetti. Stanno sistemando i dirigenti della Leonicena il pavimento che si è bagnato, pronti per ripartire quando è già passato un paio di minuti, quindi sicuramente verrà chiamato un lauto recupero in fase di recupero di questo secondo tempo.
Riparte quindi il secondo tempo. Qui c'è un contrasto Zolin-Fattori, per l'arbitro non c'è nulla, quindi nuova rimessa ed è laterale da parte di Benetti su Van Zan. Van Zan che apre su Fattori, Fattori viene bloccato e c'è il quarto fallo per il Mason. Attenzione, come nel primo tempo, però a favore del Futsal Mason. Siamo a 4 falli, però i minuti sono 24-55, c'è forse un po' di meno da giocare. Vediamo un po' anche che cosa succederà. Sul pallone Benetti che apre su Van Zan, cerca Manuel Della Monica, calcia, risponde presente Guidolin, subito il contropiede di Sellaro, bravissimo, cerca Nicoli e poi ci mette ottimo l'intervento di Mirko Fattori, premiata dita in difesa per la Leonicena, pericolo scampato, contrasto, qui c'è fallo chiamato su Van Zan, primo fallo del secondo tempo, ci può anche stare, insomma. Fa il suo ingresso anche Rigoni e Minchio piazza anche lui l'armatura pesante alla ricerca del pareggio, quando i minuti sono 25-50, più sicuramente un minuto e qualcosa di recupero. Van Zan porta palla, gioca su Fattori, Benetti, Fattori tiene il pallone, viene contrastato, messo giù e poi Benetti calcia dappertutto. Qui Manuel Della Monica, momento un po' confuso della partita, la tiene Fattori, viene messo giù. La rimessa è per il Mason. Nicoli, qui un po' di confusione nella parte finale di questa gara, cerca di Sellaro, palla fuori, rimessa per la Leonicena. Manuel Della Monica cerca Fattori che prova ad arpionare, in mezzo c'è Zolin che si irrigidisce e guadagna una rimessa. Berlaffa, Zolin, Nicoli, Zolin di nuovo, ora Rigoni a cercare Sellaro, contrastato da Benetti. 27-10 sul cronometro. Fattori, Manuel Della Monica alla ricerca di Benetti, palla che gira, pronto il cambio, fuori Fattori, entra Bocconcello, Zolin, Rigoni, Nicoli in mezzo, recupera Van Zan e quindi riparte anche, no, recupera palla Zolin, contropiede, quindi palla che era uscita, non viene però fischiata per probabilmente tenuta in campo dalla squadra che doveva beneficiarne da parte di Poppi. Bocconcello contrastato, gioca su Van Zan, Benetti, gira palla la formazione di mister Martinelli, qui ci mette in mezzo Rigoni e c'è un altro time out, stavolta è richiesto da mister Minchio. Eccoci qua, pronti a ripartire con la fine di questo time out. Minchio che si prende tutto il tempo utile. Eccoci,
29-18. Chiama il portiere di movimento anche il Mason. Vediamo se la Leonicena saprà approfittarne oppure se sarà il Mason a impattare. 29-32. Occhio anche alle mani dell'arbitro per far partire il cronometro del recupero. Gira palla il Mason. Zolin, Sellaro, De Boni, Sellaro, Zolin, si difende con ordine al momento la Leonicena. Sellaro, Zolin di nuovo, siamo al 30° minuto, chiamati 4 minuti probabilmente. Almeno ci pareva di aver visto così, giusto? Dovrebbero essere 4 minuti, ma Benetti prova a chiudere gli indugi, ma si fa avanti la formazione di mister Martinelli quando rimane in campo il portiere di movimento, lo mantiene Nocera, quindi riparte ora Sellaro. 25 secondi sono già passati. Nicoli, Zolin, Nicoli, Sellaro sul suo piede preferito. Nicoli, Zolin, gira palla, la palla è uscita, quindi è per la Leonicena. Manuel Della Monica, Alex Della Monica, palla che è già fuori, quindi si ripartirà probabilmente con il portiere di movimento. Primo minuto che se n'è andato. Zolin, Nicoli, Zolin, Zolin e Nicoli. Ora Sellaro, c'è De Boni sul lato e anche Campagnolo sull'altro. Palla messa in mezzo. Possibilità per la formazione di mister Martinelli, ma vediamo recupero e palla che si avvia verso la porta, ma la salva Sellaro, quindi si riparte. 1 minuto e mezzo come vedete nella sovraimpressione. Nicoli, Sellaro, c'è la possibilità, ma viene contrastato nuovamente da Alex Della Monica. Molto attenta alla formazione di mister Martinelli. Nicoli, attimi anche di tensione qui in regia. Sellaro, calcia, risponde, presente, contrastato, calcia, palla troppo alta, quella di Longo. Recuperata ora da Manuel Della Monica, palla fuori. Scusate, ci siamo un attimo persi, i minuti sono 2. Ne mancheranno probabilmente altri 2, però qui c'era stata un'occasione di Longo e poi un'altra occasione con Manuel Della Monica. Contrastato, Campagnolo recupera la palla. Alex Della Monica. Riparte ora il Mason alla ricerca del pareggio. Zolin, Arpiona, Nicoli. Sellaro, errore. Si fa avanti, ora tocca a Benetti che di giustezza, palla fuori, troppo lunga. 32-50, ultimo minuto di gioco che si sta per iniziare. Vediamo cosa farà la formazione di mister Martinelli, se riuscirà a coprire. Qui bellissimo intervento e qui viene messo giù Vanzan, colpito da Zolin, ma c'è anche tutta l'esperienza di Vanzan che è stato colpito. Poppi un po' si spazientisce, si alza Vanzan. 33-25, passa un attimo il tempo, un po' gli animi concitati. Vediamo se la Leonicena riuscirà a rispondere presente in questi ultimi secondi della partita. Sellaro, De Boni, calcia, palla che esce, ci pensa Campagnolo ora. Gira palla ancora il Mason, c'è in campo Azizi, ora Sellaro, calcia. Sta scadendo il tempo, i minuti sono praticamente 34. Vediamo ora Zolin. Potrebbe essere l'ultima azione della partita. Vediamo come coprirà la formazione di mister Martinelli. Sellaro qui risponde presente. Benetti, palla fuori, dovrebbe essere finita la partita.
pronto a fischiare e fischia Poppi di Bassano del Grappa. 3-2, la Leonicena porta a casa 3 punti importantissimi contro un Mason un po' spuntato ma assolutamente fortissimo. Vittoria che mancava almeno da dicembre qui a Montebello Vicentino. Un po' di gioia finalmente per la truppa Martinelli. Serviva questa vittoria, ma tantissimi complimenti al Mason. Un'ottima gara quella messa a segno dalla formazione di Mister Minchio. Qui c'è uno scambio di gioco tra Van Zan e gli altri. Vediamo un po' che cosa è successo. Forse no, nulla. Tutti pronti a darsi la mano. Vediamo un po' se si riposano un pochino gli animi. Forse è stato espulso Van Zan, ma pronti, eccoci qua, finisce la gara e quindi è giusto dare tributo a questi ragazzi che portano a casa 3 punti fondamentali. Noi vi lasciamo, finisce qui questa diretta, ci vediamo la settimana prossima, saremo a Sarcedo, ospiti dell'N-Team 2017, vi auguriamo una splendida serata. Montebello Vicentino torna a regalare emozioni, stavolta sono per la Leonicena. Andiamo a darvi anche quelli che sono le reti. Nel primo tempo è andato in vantaggio la Leonicena con 6 al sesto minuto 09 con Fattori. Nono minuto ha risposto Zolin 1-1. Secondo tempo Daniele Sellaro 2-1 minuto 10-15. 13:55 risponde ancora Mirko Fattori 2-2. 3-2 invece è quello di Benetti, siamo al minuto 16:10. Finisce questa gara e vi ringraziamo per essere rimasti qui a seguirci e vi salutiamo, ci vediamo la settimana prossima e una buona serata.